Buon pomeriggio e benvenuti al Palazzoli, terza giornata del campionato di Serie 1 femminile. Numero 5 Peoples, numero 8 Baldassarre. Peoples che si gira e chiusa da la numero 14 è Natabu. Baldassarre si abbassa Focco, il tiro di Baldassarre è corto, la recupera Natabu. Si sta facendo pronta sia a rimbalzo offensivo e anche sotto canestro pronta proprio. Poi attacca il tentativo di servire Natabu, letto il contropiede, nuovamente fuori da lì, attaccata da Cupido, attacca lo scarico fuori per la tripla, da lì contropiede Zivjanovic, la palla ancora fuori, viene sporcata per un attimo, poi ancora Zivjanovic, la più pericolosa da 3 di San Martino, però Sabel tira, altro errore ma altro rimbalzo. Attacca adesso ancora Zivjanovic, il tiro è sbagliato, altro rimbalzo preso. Attacca Focche il canestro, si gira. Qui è brava la Hobbs, ma è brava soprattutto San Martino. La palla arriva poi a Focche. 9 secondi, gran canestro, 3:25 da giocare, 12. E qui Natabu lascia andare via, se lo prende il tiro, ci pensa un attimo, poi Peoples la ferma, va in contropiede 1 contro 0. Però Baldassarre adesso è ancora una disattenzione di Battipaglia, la tripla sbagliata da Focche, il rimbalzo è di Peoples che serve Nadeo proprio contro Del Pero, restituisce la palla al Peoples, la tripla. Battipaglia ancora un altro fallo da anche se di giustamente dici Guarise da 3, che gran canestro. 0-2 di Gilli, poi una mastina, la numero 3 di San Martino, la conosciamo benissimo, altra palla recuperata da Del Pero, da 3, ancora Guarise, prova Natabu a toccare la palla, grande assist di Hobbs, attacca Focche, lo scarico per la tripla, realizzata, Baldassarre perde palla da Del Pero, chiama immediatamente time out. Di giocare meno individualmente, Peoples va da lì. Qui poteva esserci l'infrazione di passi. Fuori per Sabel. Tagliato di Del Pero. Peoples la recupera. Gran palla da lì. Attaccata da Angelucci. Attacca fino in fondo. Lo scarico per Peoples. Si cerca Valceva. La palla ancora fuori per Potolicchio che attacca. Alza la parabola. Questo quarto che abbiamo visto, quindi è un 50% di squadra, ma non va bene per complessivamente. Qui il tiro di Potolicchio senza ritmo, Peoples la recupera, canestro con la palla tra le mani. Hobbs attacca il canestro e sta chiudendo un attimo la testa alle ragazze di Battipaglia e invece penetra per lei. Gran palla di Peoples per Focche, che Cupido, lo scarico per Peoples, la tripla con l'aiuto di Cupido, ancora per Focche, la tripla della numero 6, ora nelle mani di Sabel, si abbassa da lì, Sabel decide di attaccare Baldassarre in reverse, statistiche, esce Cupido che decide di attaccare in proprio rosa, doveva essere data la palla a Natabu, che c'era questo mismatch, poi ritorna Scott, Natabu si gira, andare sempre ai tiri liberi, sta sbagliando. E qui gran canestro, 10 minuti da godere, Focche da 3, altra palla recuperata da Peoples per entrambe le squadre. Peoples attacca il canestro e fallo, la palla viene recuperata però da Valceva, ancora Peoples attacca il canestro, il cambio con Nadeo, da lì lo scarico per Guarise, può attaccare il canestro, Rosa Cupido contro Gigli, alza la parabola di Baldassarre che supera la metà campo, decide di attaccare il canestro, alza la parabola, ancora da lì, la palla fuori, riceve la numero 2, adesso con Valceva, infatti si vede, se si muove, si abbassa Hobbs, la tripla immediata, la palla è nelle mani di Scott, attacca Valceva, Scott, Del Pero, c'è Scott sola e forse è qui
esce dai vari blocchi la rosa dei venti, poi spara da 3, recuperata in qualche modo, Scott sbaglia, la palla finisce ancora nelle mani di San Martino, e qui San Martino vince 71-65.